Prima regione d'Italia per affluenza alle urne, i veneti hanno dato una lezione di democrazia e civiltà. È il primo commento di Luca Zaia alla vittoria del no al referendum. Renzi si è dimesso in maniera assolutamente chiara e incontrovertibile. Mattarella può solo che sciogliere le Camere e mandarsi al voto, che è quello che vogliamo. Un no che affianca la Lega Nord e il centrodestra al Movimento 5 Stelle. Eterogeneo e trasversale, è la vittoria del popolo, è la vittoria della democrazia in una regione come il Veneto che fa il primo posto a livello nazionale per la partecipazione. Questa è una grande vittoria dei veneti. Primarie nel centrodestra, ma Zaia si chiama fuori dalla candidatura a premier. Premesso che ormai la casecca politica di centrodestra e centrosinistra penso non esista più, lo dimostra anche questo referendum. Comunque quello che è la nostra coalizione dovrà cercare un suo leader con le primarie, perché il popolo deve essere coinvolto. Abbiamo fatto una campagna per il no proprio per il coinvolgimento del popolo, abbiamo difeso il suffragio del popolo nel scegliere i propri candidati, non capiamo per quale motivo non debba essere coinvolto per scegliere il candidato premier. Io ho solo un obiettivo, fare il referendum in Veneto. Ecco, alla luce del risultato del referendum, quando sarà la data del referendum in Veneto secondo lei? Come ha detto, lo faremo in primavera, potremmo oggi essere qui a commentare i dati del referendum del Veneto se Renzi avesse accettato di fare l'election day, sarebbe stato un bel esercizio di democrazia. Lo faremo in primavera, visto e considerato che dobbiamo attendere lo stanziamento dei 14 milioni di euro che sarà il costo che ci dobbiamo sobbarcare per la scelta di Renzi di non fare l'election day, e dopodiché celebreremo questo referendum. Elezioni subito, però c'è la decisione della consulta che pesa su queste immediate elezioni. Ma guardi, la consulta ci dica sì o no, quello che vuol dirsi, e si vada a votare. È dal 2008 che non abbiamo più un premier che si candida e viene ovviamente eletto, ma abbiamo solo persone nominate. Dopo Silvio Berlusconi nel 2011 abbiamo avuto il governo Monti nominato, il governo Letta nominato e il governo Renzi nominato.